Buonasera amici di Rugby House, bentornati insieme. La Fenice Z Rugby Rovigo Delta esce con le ossa rotte dal Pataparoni Stadium di Calvisano in un trittico di partite, di sfide San Donà, Petrarca e Calvisano che hanno messo a nudo qualche difetto, qualche lato da migliorare per la squadra rossoblu. Ne parleremo oggi, parleremo dei margini di miglioramento del team di McDonnell e Wright nel nostro appuntamento appunto settimanale questa sera con Edo Lubian. Buonasera a tutti. Ciao Edo, benvenuto. E dal Gazzettino Ivan Malfatto. Ciao a tutti, buonasera. Ecco, Edo, abbiamo un po' fatto una sintesi di queste 3 giornate che hanno messo un po' in difficoltà la squadra, se ne sta parlando parecchio insomma, in questi giorni, per dei lati su cui si può migliorare. Sicuramente migliorare, si può sempre migliorare. L'ultima partita è andata proprio male dal primo minuto, loro ci hanno un po' schiacciato nella nostra metà campo, noi non siamo riusciti ad uscire bene dalla nostra metà campo e quindi ci hanno imbrigliato nel loro gioco ed è andata. Adesso io voglio sempre pensare positivo, quindi penso sempre alla prossima partita. Adesso viene qui la Lazio e sicuramente vorrà fare punti perché gli serve per salvarsi e noi sicuramente dobbiamo svegliarci, svegliare il nostro gioco per portare a casa quello che tutti aspettano e tutti i tifosi aspettano, che è sempre la vittoria. Noi ce la metteremo tutta e stiamo già lavorando in settimana per mettere a posto gli errori che sono venuti a galla nella partita di Calvisano e quindi sistemare quelle cose che non sono funzionate per niente nella partita. Ecco Ivan, in queste 3 partite che abbiamo menzionato, San Donà, Derby e Calvisano, probabilmente a salvare solamente il secondo tempo col Petrarca. Sì, in effetti siamo tornati a quelli che erano i dubbi di inizio stagione e questa è la cosa più grave, perché se all'inizio stagione, quando si è perso con Calvisano, si è battuto Petrarca ma si è pareggiato con San Donà, si poteva dire squadra nuova, problemi di inizio. Adesso sei nel cuore della stagione, cioè se si manifestano queste problematiche vuol dire che si sta lanciando il messaggio più negativo che si può lanciare su questa squadra, cioè che non è pronta a difendere lo scudetto e a competere con quelle che adesso quest'anno sembrano le due, anzi sono le due rivali per un eventuale finale scudetto, appunto il Calvisano e il Petrarca. Col Calvisano sembrava quasi che non fossimo usciti dal campo della partita d'andata, perché la partita d'andata siamo stati tutto il secondo tempo nella nostra metà campo, questa di ritorno tutto il primo. Fare 80 minuti su 160 contro Calvisano, schiacciati nella propria metà campo, e perdere 3 partite su 3 con Calvisano, di cui una l'andata di campionato con il peggior passivo al Battaglini contro il Calvisano, l'altra qui domenica al San Michele con la peggior sconfitta dell'era McDonnell, è qualcosa di particolarmente pesante e vista nell'ottica di chi la cosa la deve vedere dal di fuori e magari può permettersi di essere più pessimista che ottimista, non è una bella cosa, insomma. Ecco, noi siamo ottimisti, lo siamo di natura, Edo Lubian lo è, ne parlavamo prima della trasmissione, per cui quali sono gli aspetti secondo te subito da migliorare? O quelli che si possono migliorare più in fretta, ecco, perlomeno. Noi lavoriamo molto in settimana come uscire dal nostro campo e che non è funzionato per niente con Calvisano e già 2 giorni che proviamo in allenamento a sistemare quelle cose che non sono andate e in più stiamo mettendo negli allenamenti quella confidenza che magari è venuta meno al Peroni Stadium, cioè ricercare il nostro gioco, il multifase, che non è per niente uscito nella prima parte della partita, però
quando siamo tornati in campo il secondo tempo, per 20 minuti siamo riusciti a sistemare e abbiamo fatto anche 2 mete. Se il Calvisano non faceva quella meta, con un po' di fortuna, con un calcio rimpallato che è finito proprio in mano all'ala che ha segnato successivamente, la partita era lì e anche loro si vedevano che erano stanchi, erano sulle gambe e magari potevamo punirli di più, perché abbiamo avuto tante occasioni secondo tempo a ridosso della linea di meta. In una hanno fatto una molle, turnover, l'altra abbiamo sbagliato noi, quindi la partita poteva anche andare nelle nostre mani, però questo non è avvenuto e appunto Joe in settimana ci ha detto che quello che abbiamo sbagliato ce l'ha detto in faccia, anche con sedute dure di allenamento, e siamo fiduciosi per la prossima e sappiamo che noi da qui a fine campionato dobbiamo vincere tutte le partite e siamo consci di questo e cercheremo di realizzarlo. Ecco Ivan, c'è per una certa parte di tifoseria l'idea che un po' dopo il pareggio, soprattutto la sconfitta a San Donato, il pareggio col Petrarca, secondo, terzo cambi poco, per cui forse una sorta, non dico di appagamento, ma di stand-by mentale dei ragazzi quando vanno in campo. Secondo te è una linea giusta o non sei per niente convinto di questo? Ma se c'è, è una linea sbagliatissima a mio avviso, perché è la linea che ti predispone proprio a sederti e poi quando devi trovare nelle 2 partite che servono gli stimoli e devi trovare tutto, magari non lo trovi, prima cosa. Seconda cosa, anche secondo me la classifica è abbastanza definita e dietro le 4 che si stanno giocando il quarto posto si mangiano punti a vicenda, ma con un atteggiamento mentale di questo genere io non sarei così sicuro che anche partite come le Fiamme Oro o Viadana là o altro tu le porti a casa con così tanta sicurezza, insomma, e quindi è l'atteggiamento più sbagliato. Se ti ricordi, qualche sera fa abbiamo fatto a Ceneselli una bella celebrazione del compleanno di Giovannon Raisi, no? E pensando a questa prestazione del Rovigo mi veniva in mente il motto che diceva lui: l'importante non è vincere ma battere l'avversario, nel senso di battere proprio. Ecco, quello spirito del Rovigo che secondo me Edo incarna più di qualsiasi altro giocatore e che quando appunto vedo lui esprimersi in campo con quella tenacia mi fa venire in mente dalla Battaglini in poi. Secondo me questo spirito del Rovigo non si è per niente visto, perlomeno a Calvisano, lo si è visto un po' di più con il Petrarca, non lo si è visto a San Donà, e questa è la cosa che mi stupisce più di tutte. Se è bastato vincere uno scudetto dopo averlo rincorso tanto tempo per sentirsi appagati, è come uno che muore di fame e dopo si accontenta dell'antipasto. No, io voglio anche il primo, il secondo, il dolce, la frutta, questo ci hanno insegnato da Battaglini ad oggi, però questo non si vede. Quanta fame abbiamo, Edo? Il dolce lascialo a me. Beh, questa squadra è cambiata molto dall'anno scorso, quindi credo che i ragazzi che sono venuti abbiano comunque una voglia, di stupire e soprattutto di vincere. Gli vecchi che sono rimasti comunque vogliono portare, hanno vissuto la festa e quindi vogliono ripeterla. Quindi noi sappiamo che magari dal punto di vista tecnico siamo un po' inferiori all'anno scorso, però anche con il Petrarca e anche alcune partite che abbiamo fatto a gennaio il gioco era molto buono e anzi credo superiore a quello degli anni passati. Io sono sempre stato fiducioso nella mia vita e non voglio, perché so che questa città quando le cose vanno male cerca di affossarti ancora di più, non si sa perché, ma ci cercano tutti. Però noi siamo comunque terzi, abbiamo ancora 5 partite per dimostrare quello che valiamo. Per questo ho visto i ragazzi in campo e sanno dove hanno sbagliato e dove possono rimediare, e quindi sono fiducioso.
Ecco, no, per noi è importante la fiducia, tanto vuol dire cambia poco dal punto di vista pratico, perdere una partita in più, una partita in meno, comunque erano anche scontri abbastanza diretti ed era il trittico di partite probabilmente più tosto come è già stato anche all'andata. Andiamo a vedere questi highlight della sfida con il Patarò Calvisano, poi rientriamo in studio perché parliamo di Lazio e parliamo di tante altre cose, sempre qui a Rugby House. Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti al Pataperoni Stadium di Calvisano per il terzo turno del campionato d'eccellenza. Patarò Calvisano contro Femici Z Rugby Rovigo Delta. Benvenuto Antonio. Benvenuto anche a me, buon pomeriggio e buon rugby come sempre. Muovono setup centrale i Calvini, Semenzato nella attenzione, ruba l'ovale, grossa disattenzione. Calvisano che sbaglia. Può darsi anche che il vento te lo sposta, quindi bisogna tenere una traiettoria stretta al momento del calcio. Minozzi al tentativo. Molto bene, e rimessa laterale il Rovigo ha reagito bene e quindi come vedi Tutta la nostra capacità difensiva. Spostano l'asse i Calvini. Rovigo si deve riorganizzare, attenzione sull'out di sinistra. Meta è molto polesana. Nel derby della settimana scorsa che si parlava di Adige, quindi non può più permettersi di fare questi errori di indisciplina perché come vedi ti costano cari. Ovviamente non salterà. Non è buona. Proviamo a giocare questo vale. Edo Lubian va a innescare Lucio Rodriguez, sale velocemente la difesa. Bravo. Eccolo Federico Torres, muove le gambe l'argentino, se ne va sull'out di destra, Vai, va via Federico Torres, c'è la meta di prepotenza di Federico Torres. Prima presenza, prima meta per Federico Torres. Stefan Basson alla conversione. E Stefan la mette, sulle bandierine, forza Rovigo, 21. Sembra interessante dalla chiusa qua per Federico Torres. La palla si gioca, Ricky Loro dentro per Modena, vai Cicchi, la meta del Rovigo. Questa è poesia, perfetto. È sembrata quasi la meta creata da Canna Con gli avanti, side step di Andreotti, chiusa. Raffaele il piede. Mamma mia, questa è meta Calvisano, l'hanno tirata fuori veramente dal cilindro. Minozzi alla conversione, parte l'apertura calvina. Sulle bandierine, Giovanchelli al lancio, l'ultima possibilità forse per Calvisano di guadagnare il punto di bonus, tutti insieme a spingere dentro l'area di meta rosso-blu e c'è la meta. Quarta meta del Calvisano. Degli off durante momenti degli infortuni e dei cambi, quindi ci sarà sicuramente Biffi nel ruolo di numero 9. Mantelli 10. Mantelli. È uscito Modena, pallone giocabile. Ci potrebbe essere un turnover qua. Palla fuori. Finisce il match con la vittoria del Patarò Calvisano 35-14 sulla Femici Z Rugby Rovigo Delta. Gli applausi. Ben entrati in studio, dopo la partita di Calvisano c'è quella con la Lazio, Edo. Una Lazio che è in crescita, una Lazio che ha recuperato e vuole assolutamente salvarsi rispetto a inizio stagione, ha qualche pedina in più, soprattutto è molto più ordinata e riesce ad ottenere maggiori risultati. Come state impostando un po' la partita, come la vedete, come la giocherete? Io ho visto un'interessante intervista del loro allenatore Montella, che cerca tanto di portare un gioco positivo, un gioco di attacco, quindi le cose che mi fanno più paura è questo gioco d'attacco che vuole portare il loro allenatore e soprattutto la loro voglia, perché non manca mai, fino all'80° minuto loro cercano sempre di giocare, sempre di ferirti. E quindi questo ho un po' di paura per la Lazio, però noi se facciamo il nostro gioco ordinato, cerchiamo di ridurre al minimo gli errori, non possono impensierirci e vedremo sabato
come si metterà la partita, però se adesso anche la Lazio ci deve far paura, non ne usciamo più. Noi dobbiamo avere quella voglia per farsi rimangiare anche le accuse che sono state mosse durante la settimana, la squadra che prima veniva osannata nel periodo invernale, adesso un pochettino viene presa di mira, giustamente, perché i risultati non ci sono. E cosa c'è di meglio di poter dimostrare sabato ciò che valiamo e ciò che siamo, perché siamo la Rugby Rovigo e campioni d'Italia. Che sia chiaro, Ivan, questo concetto, no? Edo l'ha ribadito proprio in chiusura del suo ragionamento. La Lazio, una Lazio che non demorde mai, l'ha dimostrato con noi all'andata, l'ha dimostrato a Viadana e in altri scontri, per cui è una squadra che è in crescita, però giustamente Edo dice noi siamo a Rovigo, non possiamo aver paura della Lazio. Sì, sarebbe clamoroso, anche se la Lazio ha battuto appunto il Mogliano e ha ottenuto probabilmente il risultato più importante della sua stagione, quella che potrebbe essere il discrimine fra la salvezza o meno, perché battere un'avversaria teoricamente non alla portata ti porta dei punti che valgono doppio. L'altro dato, oltre a tutto questo che ha detto lui, il dato storico è che la Lazio comunque è una squadra che rende molto di più in casa che fuori. Anche in passato era una squadra che metteva in difficoltà in casa e poi fuori, un po' per lo spirito, la gioventù dei giocatori e tutto un insieme di fattori, rende meno. Quindi sì, sabato non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista, ma io credo che ormai il problema non sia più tanto sabato o gli altri avversari. Il problema è trovare un proprio gioco, trovare, come diceva Edo prima, mi ricordo il Rovigo della cavalcata a scudetto dell'anno scorso, della seconda parte, perlomeno era un Rovigo che riusciva ad uscire benissimo dalla propria metà campo, e quando giochi sul campo avversario ti predisponi già, se non per vincere, a non perdere, e poi con la disciplina, con la mischia, con i tre quarti, di piede, col maul, con tanti strumenti, arrivava all'obiettivo. Quest'anno questa cosa non succede. Lo stesso maul, che è uno strumento usato da tutti anche ad altissimo livello, a noi sembra che non siamo più capaci di farli. Abbiamo preso 2 mete di maul domenica e le 2 maul che abbiamo fatto, appunto, abbiamo subito un turnover e un'altra, non so, è successo un fallo o qualcosa, proprio nel frangente in cui avevamo recuperato la partita e facendo la terza meta saremmo arrivati a pareggiare. Quindi io non penserei tanto a Lazio o a qualcun altro, penserei alla capacità di fare le cose che dobbiamo saper fare. Ecco, Edo, questo è un turno che ci potrebbe un po' privilegiare da un punto di vista di classifica. Ci sono più scontri diretti, noi dobbiamo affrontare la Lazio, che diciamo è un'ottima squadra in forma, ma insomma, rispettando un po' quelli che sono i valori sulla carta, non dovrebbe crearci troppi problemi. Il fattore secondo o terzo posto è qualcosa che gira nelle vostre teste o è assolutamente messo lì su un pezzo di carta quando si guarda la classifica, se si guarda la classifica? No, io penso che sia una cosa scritta su carta, perché noi cerchiamo sempre di preparare la settimana per l'avversario che incontriamo. Noi non pensiamo alla classifica, forse con le ultime prestazioni che non sono positive abbiamo fatto pensare che noi avessimo già finito il campionato, ma questo non è accettabile. Gio non lo fa accettare durante gli allenamenti, quindi noi non guardiamo a ciò che avviene, sappiamo che il Calvisano ormai è difficilmente arrivabile, sappiamo che dovremo affrontare il Petrarca molto probabilmente, anche se non è ancora detto niente, quindi vediamo. L'importante è vivere questi momenti, perché ormai siamo in primavera e noi di solito in primavera, come dici te in telecronaca, facciamo emozionare e speriamo di farla emozionare anche quest'anno. Noi i fazzolettini pronti li abbiamo, siamo già preparati da questo punto di vista. Ivan, qual è il lato secondo te su cui Rovigo ha più margini di miglioramento?
sia l'attacco che la difesa. La difesa abbiamo subito delle mete, a parte questa fortuita che diceva lui, insomma, un po' molli come approccio e come opposizione, e questo, insomma, non puoi permettertelo, no? Mischia e difesa sono le due basi sulle quali si costruisce di solito una partita. E l'altra cosa che finora io ho visto poco e speravo di avere cominciato a vedere, e mi auguravo, per tornare al discorso della primavera, che con i campi asciutti avrei visto definitivamente, è il gioco d'attacco. Anche domenica ci sono stati 5 o 6 occasioni in cui nel tentativo di attacco cadeva una palla avanti, non si riusciva a fare una fase fatta bene. Ecco, l'unico momento in cui siamo riusciti a farlo è stato quando eravamo in superiorità numerica, il che è positivo, o meglio diventa un elemento di valutazione a mio avviso quando, esempio l'anno scorso nella semifinale con Mogliano, tu reggi una partita a livello di equilibrio e poi, approfittando del giallo, che è la conseguenza di un errore dell'avversario, quindi non è fortuna, fai il break e vinci la partita. In questo caso io non lo reputo un elemento tecnico, perché è vero che tu hai fatto le due mete, però dopo, anzi prima e dopo, non sei stato all'altezza del Calvisano, quindi sì, è come se non ci fossero stati quelle due belle mete, quel gioco così che è arrivato fino all'ala con la meta di Torres e poi dall'altra parte invece con più fasi fino a quando Cicchinelli è entrato. Ecco, io spererei di cominciare a vedere un gioco d'attacco che alterna gli assi di avanzamento e le giocate, come l'arrivo di Wright, no, come allenatore dei tre quarti doveva fare a un Rovigo che l'anno scorso si diceva, no, che con McDonnell aveva fissato il gioco sugli avanti, non sviluppava molto il gioco sui tre quarti, pensava soprattutto a difendere o a fare avanzamenti di forza. Ecco, vorrei cominciare a vedere anche questo, o comunque non è che non si sia visto, però non è diventato efficace ancora, perché al momento del dunque la palla cade e l'avanzamento si interrompe. Ok, Edo, sei d'accordo con quanto detto Ivan o hai qualcos'altro da aggiungere? Conoscendo anche la squadra, conoscendo... Sono d'accordo, ci mancherebbe che Ivan, insomma, di rugby ne ha visto e può capire. Noi abbiamo fatto tanti in avanti, guardando proprio anche errori banali. Gli errori banali dico sempre che sono quelle le cose che mi preoccupano meno, perché alla fine sono le cose più sistemabili. Per il resto c'è da dire anche che siamo stati un pochettino penalizzati dagli infortuni. Certo. Praticamente la linea arretrata non ha mai visto chi si pensava che a inizio stagione potesse giocare. Sono fiducioso anche perché sono venuti dei giovani veramente impressionanti, infatti volevo fare i complimenti anche a chi li ha allenati nelle giovanili, perché Francesco Modena, classe 99, che mi gioca tutta la partita a Calvisano con una certa personalità anche, mi fa pensare bene al futuro e di come si sta lavorando nelle giovanili. Anche Riccardo Loro, quindi sono cose incoraggianti, perché sono ragazzi che hanno 9 anni in meno di me. Un pochettino, hai la percezione di cominciare a diventare vecchio anche un tu? pochettino vecchio sono diventato. No, non ho capito. Infatti lo vedo nelle spalle, nei fortuni. Lasciamo stare quel capitolo. Sì. Tu parli più di handling, quindi il problema è... No, vabbè, comunque Calvisano sappiamo che è una squadra che è prima in classifica, non per niente, non perché ha fortuna, ci ha schiacciato nella prima. Se diciamo facevamo una partita un pochettino più regolare nell'arco degli 80 minuti, magari la partita avrebbero vinto lo stesso, però insomma era lì e magari facciamo anche il colpaccio. Siamo un po' calati nella prima parte, questo insomma ce l'hanno detto tutti, ce l'hanno ricordato e l'abbiamo anche visto purtroppo.
Con l'importanza che queste sconfitte non lasciano strascichi, nel senso che lasciano solo l'infa positiva per il futuro. Ivan. Ti dicevo, proprio nel confronto con Calvisano, che è la costante degli ultimi anni, non solo perché ci sono state le 3 finali scudetto, ma perché insomma sono le 2 squadre che hanno in qualche modo dominato questi 4 anni di stagione, è il primo anno in cui il confronto è totalmente squilibrato a favore di una squadra, cioè di Calvisano, perché se tu pensi in 3 partite, perché ci mettiamo anche quella di Coppa, anche se conta poco, ci sono state 2 partite dove Calvisano ha dominato, l'andata e il ritorno di campionato, e l'unica, quella di Coppa, dove il giallo a Parker e situazioni di questo genere avrebbero potuto capovolgere. All'interno di un campionato che si gioca su poche partite e probabilmente su una finale o possibilmente su una finale Calvisano-Rovigo o Calvisano-Petrarca, arrivare ai playoff e all'eventuale finale, se ci arrivi, con questo quadro, cioè che la squadra di Brunello, ricordiamolo perché insomma c'è un pezzo di Rovigo purtroppo anche a Calvisano, 2 pezzi, non uno, c'è anche Lucchino, che tra l'altro ho visto che poi sono andati ad abbracciarsi, a salutarsi proprio con Edo a fine gara. Ecco, arrivare al momento decisivo del campionato con questa percezione, a mio avviso, non è una cosa positiva. Io difatti speravo molto in questa seconda, se vi ricordate anche gli anni poi con Frati, quando poi si perdeva la finale, però non si arrivava mai così, perché un anno pareggiavi a Calvisano, l'anno dopo li battevi in maniera pesante qui a Rovigo, è capitato molte volte, sì. Arrivavi sempre con il dubbio che comunque le 2 squadre si equivalessero. Adesso a un osservatore esterno neutrale viene l'unica considerazione che viene da fare è che Calvisano è nettamente superiore a Rovigo, e se affronterai una finale con questo tipo di approccio non so quanto possa essere importante, favorevole, incoraggiante per Rovigo. Vediamo il lato positivo. Se fosse così, la pressione è tutta per il Calvisano. Andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi del campionato d'eccellenza. Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Rugby House. Come dice il proverbio, per un punto Martin perse la cappa, e qui per un punto le Fiamme Oro escono sconfitte dallo scontro diretto con il Sandonà e insomma si apprestano ad ospitare a Gelsomini il Petrarca, una squadra assolutamente in forma, una squadra sicura ormai dei playoff. Però questo è il bello del campionato di quest'anno, perché è apertissima la bagarre per il 4° posto. Fiamme che, come già detto, non possono più sbagliare una partita. Casellato deve riuscire a portare a casa una vittoria, diciamocelo, sulla carta davvero molto difficile. Chi può guadagnarci in questo? Il Sandonà, che proprio dopo la vittoria con le Fiamme affronta in casa Reggio Emilia, sicuramente un'avversaria meno temibile di quella che aspetta il Viadana, che si troverà davanti il Calvisano primo in classifica. E dopo l'ultima giornata sarà dura anche per voi contro la Lazio, perché la squadra di Montella ha fatto davvero una gran partita contro Mogliano. Buon rugby! Dopo l'irripetibile allenamento astrale della scorsa giornata, con la vittoria all'ultimo respiro nello scontro diretto con le Fiamme Oro e le sconfitte contemporanee di Viadana, incredibile lo svolgimento del match a Reggio Emilia e Mogliano, per la Lafer Sandonà quello di sabato si presenta come l'occasione della vita, l'ennesima, verrebbe da dire, per una squadra che quando sembra sul punto di farsi ammazzare riesce sempre a dare il colpo di reni. Quando Italia e Scozia saranno agli sgoccioli dell'ultimo appuntamento con le 6 nazioni, i biancocelesti torneranno infatti sabato a calcare l'erba del Pacifici per una partita davvero delicata, e non solo per la posta messa direttamente in palio. Alla stessa ora, giusto per dire, le Fiamme Oro ricevono il Petrarca, mentre Viadana farà lo stesso con Calvisano in un derby dal pronostico decisamente sbilanciato verso la capolista, mentre Mogliano andrà a far visita ai semidisperati Lions Piacenza, che di fatto contro i trevigiani sanno di giocarsi la permanenza nella massima serie o giù di lì. Unica delle pretendenti al 4° posto a sfruttare il fattore campo, dunque, e se il puzzle dovesse essere composto dalle stesse mani misteriose di una settimana fa, allora davvero il discorso playoff attorno alle 17 di sabato pomeriggio prenderebbe una piega molto interessante per il 15 di Ansel.
L'avversario di turno è comunque roba tosta, quella Conad Reggio, da cui è scaturita tutta la querela sul caso Petrozzi e che fin qui, vedi proprio la gara con Viadana dell'ultimo weekend, ha saputo dare fastidio a tutte le avversarie con un rugby semplice ma molto concreto e perfettamente adatto ai suoi giocatori. Scontata la replica della formazione disegnata dallo staff sandonatese nell'ultima uscita, resta da valutare il rientro di Lupini, dato tra i titolari venerdì scorso, ma poi lasciato fuori precauzionalmente per un problema alla schiena dell'ultimo secondo. Con Lambrosini ottimo metronomo visto l'opera nel secondo tempo contro le Fiamme e la capacità abrasiva della prima linea, il 15 del Piave è pronto a fare suo un pezzettino di storia. Squadra in campo alle 15 agli ordini del livornese Liperini con diretta streaming su Rugby Channel. Ultima parte di Rugby House, giusto per chiudere la parentesi legata a Calvisano. Tu parlavi di tre quarti che purtroppo per i vari infortuni non sono mai stati a regime in questo campionato. C'è stato l'esordio di Federico Torres, meta per lui. Si sta inserendo, ragazzo, come l'avete trovato? Com'è? No, un bravo ragazzo. Non gli avete tagliato i capelli dopo l'esordio? No, vero? non si può. È invidia la mia, Edo, sappilo che... Quella chioma non si può toccare. No, si è inserito bene, ha fatto anche una bella meta che non pensavo perché alla fine ha fatto 6 allenamenti con noi e già quella confidenza, quindi fa ben sperare per il futuro. Ha una bella gamba sicuro. Sì, quello sicuramente. Che si vedeva anche l'allenamento, come si muoveva così. Sicuramente dovrà trovare quegli automatismi che vengono solamente giocando assieme ai compagni. E secondo te verrà più utilizzato all'ala o quando acquista gli automatismi un po' più ai centri? Perché comunque vista anche la problematica che noi abbiamo da quel punto di vista. I centri adesso bisogna vedere perché avendo tanto ha provato solo all'ala fino adesso, però ai centri non ha ancora provato, non capisco se è più un primo centro o un secondo, credo più un secondo, però insomma con Dennis in forma, come ho visto domenica, scusa, sarà difficile un po' togliergli il posto. Però insomma con l'amalgama con Dennis e magari un Modena che prende fiducia, il rientro di Rosco, insomma, Rosco che dà profondità speriamo bene. Come ti è parso? Come l'hai visto? A me è impressionato la velocità e la capacità. Il tuo collega Mastrocola ha parlato di cadrage, no? Quando praticamente è riuscito a debordare l'avversario e ad andare in meta, quindi anche una certa competenza tecnica. Dal punto di vista difensivo non lo so, ecco, però la mia sensazione è anche in base un po' a quello che ho parlato in generale è che possa essere usato più come ala e come arma appunto per la sua velocità, a meno che non capitino appunto altri incidenti, cioè dato per perso purtroppo Van Niekerk. Se Majstorovic e Modena appunto resteranno a questi livelli, credo che insieme a McCann saranno i tre che si giostreranno per il ruolo, con un eventuale utilizzo poi di Apperli o di Mantelli in caso di necessità, e lui penso venga finalizzato adesso anche con l'infortunio di Peter, soprattutto all'ala. A proposito di Peter, facciamo le congratulazioni a Peter Pavanello che si è laureato. Di bravo Peter in scienze motorie, no? Sì. Tra l'altro bellissimo siparietto, no? La laurea, raccontacelo un po'. È che sia Matteo Ferro, sia Peter, purtroppo ci siamo presentati in condizioni un pochettino svantaggiate. Sembravate lo spot dell'equipe, insomma. Tutti bendati, stampelle, cosa hanno detto? Un pochettino di botte in giro per il corpo. Alla laurea hanno proprio sottolineato quando l'hanno proclamato come l'in bocca al lupo per un ritorno in campo in tempi brevi a Peter. Congratulazioni ancora a Peter, ma quando è che potremo fare le congratulazioni a Edo? Ci stiamo lavorando. Più o meno ti devi esporre. Sto ripassando bene. Ti devi esporre un po'. Tu che fai farmacia, no? Farmacia. Più o meno? Sta largo, 2 esami. Sta largo. 2 esami. Però pesanti. Pesantini. 1 anno, 6 mesi? Adesso previsioni non le voglio dare. Entro il 2018.
sì, io ce la metto tutta. Entro il 2018. Ve lo prometto. Insomma, è giusto che è così, perché comunque abbiamo tanti ragazzi bravi che studiano, cercano il loro percorso scolastico di formazione anche dopo il rugby, perché è giusto così, perché poi diciamolo Ivan, con i tempi che corrono non è semplice vedere un futuro nel rugby. Sì, anche prima era così, probabilmente si continua. Prima 20 anni fa c'è stata un po' un'illusione negli ultimi 10 anni. Prima intendo gli ultimi anni, esatto, sì. I giocatori di altissimo livello possono avere qualche chance di vivere di rugby e di mettere da parte magari quello che serve poi per costruirsi anche un futuro. I giocatori normali, come possono essere quelli come Edo qui a fianco, che sono l'anima comunque di una squadra di eccellenza, ma che non prendono i soldi della nazionale o di altro genere, devono imparare a capire che devono costruirsi un futuro al di fuori del rugby o legato al rugby. Ad esempio Peter, facendo scienze motorie, se non sbaglio collabora già come preparatore atletico della Monti, e probabilmente può costruirsi un futuro pian piano anche mentre è atleta come preparatore atletico dentro al mondo sportivo. Suo fratello Antonio è un altro esempio di giocatore di alto livello nel suo caso, che si è laureato, ha fatto un master, se non ricordo male, in marketing dello sport o qualcosa di questo genere, e adesso sta cercando di costruirsi il suo futuro attraverso la dirigenza, e quindi è importante. È fondamentale. Edo, sono più leggende metropolitane su quello che hai detto, comunicato a Doc Greggio dopo il placcaggio di spalla di Afualo con Petrarca. Cos'è che gli hai detto lì? No, diciamo che sono rimasto un po' a terra per vedere se l'arbitro impietosito gli dava una penalità, però non potevo rimanere per terra. Dopo un placcaggio del genere ti devi rialzare, perché sennò fai una brutta figura. È un messaggio da dare agli avversari questo. Sì, perché non era tanto regolare, però è stato un bel placcaggio. Più che altro arrivava cieco, questo è il problema. Che non l'hai visto e poi non l'ho visto proprio. Però l'hai sentito sicuro. Sì, C'è stato un bellissimo abbraccio tra te e Federico Conforti al termine del derby, proprio nel senso ce ne siamo date, però siamo sempre qui. Sì, per quello ci sono tante battaglie in campo, però soprattutto col Petrarca, perché c'è un po' un odio sportivo molto grande, però di rispetto c'è sempre. Infatti lo guardavo quando fai raduni, anche cose così, e ti trovi, io porto tanto rispetto alla gente che gioca a Padova, perché uno sono molto forti e altro perché sono dei bravi ragazzi alla fine, in fondo. Prima della partita e dopo la partita, durante il match ovviamente non si può dire. Ivan, battuta sulla nazionale? All'ultima partita questa terza partita era una delle tre che sulla carta alla vigilia si poteva pensare di andare a vincere o comunque di essere competitivi fino in fondo, perché la Scozia, per quanto possa essere cresciuta, e i risultati e i ranking mondiali lo dicono, è comunque l'unica nazionale delle 6 nazioni e di quelle di alto livello contro la quale l'Italia da sempre se la gioca, da quando nel 1996, se non ricordo male, battemmo 18-15 qui con 6 calci di Dominguez. La Scozia era ancora Scozia A, credo, non c'era ancora il cap. Comunque dai primi confronti fino agli ultimi non c'è mai stato un grande gap fra le due squadre, tranne forse nelle partite premondiali, quando magari noi le prendiamo un po' più sotto gamba e loro un po' più seriamente, però nelle partite che contano questo gap non c'è mai stato, e sarei francamente stupito di vederlo sabato anche. Quindi, tra l'altro, leggevo che la Scozia, che già ha una valanga di infortuni a partire dal pilone destro Nel, che è la pietra angolare della loro mischia, che non ha potuto giocare nemmeno una partita, adesso dal massacro di Twickenham è uscita con 3 giocatori col protocollo di concussion, Bennett che si è rotto, il tallonatore che è stato citato per il fallo, e mi pare che ce n'è un altro che ha Richie Gray e altri 2 giocatori che hanno problemi. Quindi insomma troviamo proprio una Scozia a pezzettini. Noi non siamo messi benissimo, abbiamo avuto qualche infortunio anche noi, abbiamo perso Campagnaro,
però abbiamo avuto meno problemi fisici di loro, non abbiamo fatto un buon 6 nazioni come ha fatto la Scozia, però a mio avviso, sì, ripeto, sarebbe oltremodo deludente chiudere un 6 nazioni con una sconfitta ampia a Edimburgo. Insomma, rinverdire la vittoria di 10 anni fa non sarebbe male. Anche del 2015. No, ma era proprio 10 anni, voglio dire, che passavano, sarebbe stato... Mi basterebbe anche una vittoria come quella del 2015 con loro che invece di calciare all'80° in push sbagliano e dopo... La rigiochiamo, andiamo dentro. Però ecco, al di là della vittoria o no, è proprio il senso di essere competitivi per 80 minuti, che è quello che il CT Sci ha chiesto durante i 6 nazioni e che purtroppo non si è realizzato. Quella è la grande delusione di questo 6 nazioni, insomma. E che effetto fa vedere Bronze giocare queste partite? No, sono felice molto per lui, si vedeva fin da quando era qua che aveva le caratteristiche per andare a quel livello, perché è un mediano molto fisico, un buonissimo passaggio, quindi ci poteva stare benissimo, come per me ci può stare anche Albe Chillon a quei livelli. E sono felice perché, insomma, avendo giocato con lui mi fa un certo effetto, nonché un certo onore aver giocato con dei giocatori di quella caratura, insomma. La tua esperienza in Celtic, quelle volte che sei andato a Treviso, che cosa ti ha dato, cosa ti ha portato? No, sono bellissimi ricordi, mi porterò sempre con me, perché insomma incontrare anche giocatori che guardi solo in televisione come Pinar, insomma Luke Marshall, insomma, fa un certo effetto vederli dal vivo e placarli. La doppia soddisfazione, no? Sì, molta soddisfazione per quello. Secondo te un tuo compagno, un giocatore dell'eccellenza, magari non tra quelli più diciamo, in vista, che però lo vedi bene, cioè nel senso tu credi che nel giro di un paio d'anni lo vedremo ad alti livelli nazionali? Di tutte le squadre? Sì. Beh, vedo molto bene la terza linea del Petrarca, sia Conforti sia Nostran, credo che siano già, soprattutto Nostran, credo che sia già a livello per giocare là. Poi che ho visto, insomma, Brex mi ha impressionato molto per la fisicità, il secondo centro del Viadana. Certo, sì. Che ha già firmato l'altro Sì, per Treviso. l'hanno già visto. Poi non so, perché ci sono tanti giovani molto promettenti anche qua. Qualcuno di Rovigo? Qualcuno di Rovigo vedo a Modena che sia già pronto per l'eccellenza e magari tra 1, 2, 3 anni, non so bene, potrà ambire a quel livello. Poi non so dirti perché ce ne sono tanti. C'era giusto forti, così. Ivan, qualcuno? No, a me dispiace, che speravo che facesse questo saltoferro gli anni scorsi e ormai ha perso, secondo me. Ha detto non conosciuti. Perché Matteuccio non viene considerato. Secondo me c'è stato l'anno in cui ha fatto il raduno. No, quello in cui è stato eletto giocatore dell'eccellenza, sì. Quando ci hanno fregato lo scudetto a Calvisano, visto che siamo buoni sempre con Calvisano, no? Ecco, quell'anno lì, in quel periodo lì, secondo me lui avrebbe dovuto andarsene da Rovigo e provare quel tipo di esperienza. Non che voglia contestare o che comunque stare a Rovigo e stare a questi livelli sia qualcosa di negativo, cioè, secondo me anche giocatori come Edo, che incarnano lo spirito del proprio club, l'identità, come è stato Tommaso Reato in passato, vanno benissimo, puoi fare una carriera molto gratificante e importante per la tua città e per te stesso in questo modo, però se hai l'occasione, come hanno fatto Bronzini, come ha fatto Bibi Quaglio, ecco, di poterci provare, a mio avviso, per come è messo il rugby italiano adesso, devi farlo. E mi spiace che Ferro non l'abbia fatto. Anche a me dispiace, perché è un peccato che l'Italia vada a comprare nel senso naturalizzare dei giocatori che per me non valgono neanche metà di Matteo.
Sì, tra l'altro le zebre hanno chiamato 2 da Colorno francesi, per cui, insomma sono cose abbastanza Sì, così. Cos'è a casa? Ma quello è la conseguenza del disastro, insomma, che c'è alle zebre e in federazione, perché insomma è un discorso ed è anche la prova, qui bisogna rendere onore alla Rugby Rovigo, che questo sistema dei permit, che Rovigo ha sempre detto che è qualcosa che non ha senso e che non funziona, e che anche altri l'hanno detto, questa è la dimostrazione, la prova, insomma, che costruito così non ha senso. Perfetto, allora noi sabato giochiamo in casa con la Lazio, ore 15, non preoccupatevi, potete guardare il 6 Nazioni, tanto giocano all'1:30, poi dopo c'è la partita qui allo stadio Mario Battaglini. Grazie Edo. Grazie a voi. Grazie Ivan. Grazie e ciao a tutti. Sabato potrete trovare anche le uova di Pasqua Fa ed Esfa, che sono questa nuova collaborazione con la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Comprate le uova pasquali, farete del bene. Grazie e a sabato.